Bene raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano. Ragazzi, semifinale, Ucraina, Germania e la partita è per cuori forti. Vai! Allora, schema di gioco, sceva un po' così, però Kovalenko. Il buon Kovalenko. Mettiamolo e Yaremchuk lo mettiamo assolutamente al posto di sto scandaloso uomo. E basta, devi vedere così. Ragazzi, partita quasi impossibile. Perché c'è giocatori senza la faccia? Stark e Koch. Vabbè, loro non c'hanno la foto, molto bene. Calcio d'inizio. E Ucraina. Germania. Sarebbe un sogno andare in finale. Vediamo. Tutto è possibile. Ok raga, siamo anche allo stadio olimpico. Speriamo possa portare fortuna. Vai, inizia. Siamo arrivati a una partita che, lo possiamo dire, Partita proibitiva. vincere o perdere farà la differenza tra una finalina per il terzo posto. Kovalenko. Poi essere elencate da Andrei perché non abbiamo giocato bene né ottavi né quarti, eh. Subito però Germania ci dimostra. Piatov. Rinvio di Piatov, siamo tutti più tranquilli. Sheva. Spizzata della vita. Qua serve il miglior Kuma e la miglior Ucraina. Solo 90 minuti ci separano dalla finale. Pensa che sembra ieri che stavamo calcio di punizione per la Germania. Occhio. Passaggio sbattati. Splendida reazione del portiere. Ragazzi, subito soffriamo come cani bastardissimi. Mamma mia. Che rischio. Qua Piatov ha fatto un miracolo devastante. Dai Yaremchuk, dai però. Dai figlio mio. Niente. Ciao. Goretzka. La Germania è padrona del gioco per il momento, ma era chiaro. Poi siamo in una semifinale, quindi il computer è ancora più forte. Fischia un fallo che è inaccettabile in 99 stati, il 100° forse sì. Occhio. Konoplyanka, Zinchenko e l'Ucraina si invola verso la gloria. Dai verso la gloria, contropiede all'italiana, dai. Bravo, Sheva per Yarmolenko, Yarmo se ne va, Yarmo se ne va, ti prego in mezzo per Andrei. Ma no, così, ma porca miseria. Guarda, la cosa peggiore che abbia mai visto, veramente. Gli attaccanti cercano di far uscire i difensori avversari allargandosi vistosamente. Ecco perché. Sì, Fabio, vogliono costringere la difesa ad Zinchenko. in modo da lasciare il centro scoperto per poi Sheva. gli spazi. Vediamo solo se ci riusciranno. Niente da fare. Dai che stiamo cominciando a prendere un po' le misure almeno. Andrei, bravissimo per Yarmo. Dai Yarmo, la mette in mezzo. Yaremchuk! Regalata a Neuer, non ci voglio credere. Ma esistiamo anche noi. Zinchenko per Sheva, ci abbracciamo. Yaremchuk fuori di niente. Dai che ci siamo, dai che esistiamo anche noi, cazzo. Comunque Ter Stegen, scusate, non Neuer. Dai che esistiamo anche noi, vogliamo la finalissima. Che la giochiamo anche, cioè l'ipotetica finale la giochiamo anche con, come si dice, con più minuti, Vediamo quanti, forse 12. Sané ci mette il fisico e conquista il pallone. Buono, vai Yarmolenko. Vai Yarmolenko che si invola ancora verso la gloria. Vediamo se può capitalizzare. No, qua Sheva non l'ho capito, Aspettavo più velocità in Andrei. E l'altro non può neanche far tutto lui. La gioca sull'altra fascia. Kovalenko. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione.
Partita veramente complicata. Gnabry. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Occhio Beppe. Roba nostra, roba nostra, roba nostra. Roba nostra, Nicola Savino sbaglia. Ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. Piatov ha fatto un miracolo all'inizio della partita, incredibile. Butko. Vai Yarmolenko, quella difesa tedesca un po' impreparata. Vai Yarmo, vai Yarmo. Vai Yarmo, hanno problemi in fascia sinistra. Yarmolenko può tentare la conclusione. Mamma mia, se entrava veniva giù lo stadio. Se entrava veniva giù lo stadio, visto che vi lamentate che non vi faccio vedere i replay, guardatelo. Mamma mia. Cross geniale, rovesciata mostruosa. Per poco gol. Solito culo tedesco, perché lo sappiamo che i tedeschi hanno un po' di culo. Sheva si è visto poco, Sheva un po' in difficoltà, tanto stanco, Andriy ha tirato la carretta fino agli ottavi. Zinchenko, stiamo prendendo campo però, vai Zin per Andriy. Yarmolenko, uno dei migliori. E proviamo ancora, probabilmente qua la Germania ha problemi in questa fascia, ha problemissimi. E Yarmolenko ci riprova, Andriy! Era gol. No, non è possibile, qualcuno ci odia. Stiamo sprecando tanto adesso. Yarmolenko è la chiave comunque. Porca miseria, mi sono mangiato un gol qua con Andriy. Non puoi tradirmi qua, Andriy. Prova a spingere sulla corsia di sinistra. Deve buttare dentro un cross. Butko, ancora per Yarmolenko che però è distrutto. Zinchenko. Mamma mia, per poco perdevamo una palla sanguinosissima. Konoplyanka, erroraccio. Gnabry di forza. La Germania non brilla per capacità di Vai Kova, ragazzi, adesso l'Ucraina sta dominando. Attenzione per Andriy. Ma esce Ter Stegen. Purtroppo esce Marc André. Mettiamoci anche il Stegen. Zinchenko. Yarmolenko. Sheva, Yarmo. E ancora Yarmolenko. Gundogan non sta capendo niente. Il Gundo non capisce nulla. Il Gundo non capisce. Andriy di testa ancora. Ter Stegen. Stiamo sprecando l'impossibile. Stiamo giocando benissimo. Butko, Yarmolenko il fenomeno oggi. 0-0, ma stiamo sprecando l'impossibile. Sheva ci sta tradendo proprio in semifinale. Continuiamo così. Speriamo di non avere la beffa atroce. Verso la fine del tempo hanno giocato alla grande. Questo potrebbe infondere loro coraggio e consapevolezza nei propri mezzi. Se entrano in campo con il piglio giusto possono fare un grande secondo tempo. Squadre che entrano negli spogliatoi senza aver inaugurato roba nostra. L'azione è già ripresa. Dopo Qua è andata bene a noi, ma si segnava era un furto. Mamma mia, bellissima partita, 0-0, una partita meravigliosa. No, qua ho provato una cosa leggermente impossibile. Mamma mia che traversa che hanno preso anche loro. Kovalenko. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Vai Mikolenko, bravissimo per Mativenko. Per Konoplyanka. Vai Kono. No, bello tutto, tranne un passaggio indecente che... a concretizzare la manovra offensiva. Serve Andriy però, serve il nostro Usignolo di Kiev. Prova in profondità. Guarda che sbagliano, mamma mia. Sheva prova ad andarsene. Ma è incredibile, Klosterman recupera. Gnabry. Ecco Royce. Konoplyanka. Kovalenko. Yaremchuk. Andriy fa l'assist. Yaremchuk! E sempre comunque Sheva ci mette la ferma. 1-0. Siamo sopra e manca mezz'ora. gli avversari sono stati velocissimi a ripartire.
Mamma mia, veramente, però Sheva quando serve c'è sempre. Tac, assist e Yaremchuk non si fa pregare. Bellissimo gol. Stiamo calmi, però manca ancora troppo. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Va in scivolata. Bellissimo intervento alla Francuzzo Baresi. Deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Konoplyanka lancia Yaremchuk. Yaremchuk per chiuderla quasi. La Germania ha paura, la Germania sa che un altro gol ed è quasi finita. Sheva ha fatto una cosa impossibile nei peggiori bar di Caracas. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Esce Klosterman, entra Kimmich. O Kimmich, a voi sempre la scelta. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Questo è un brutto errore. Mamma, che intervento perfetto. Sheva non si sa come ma passa e la dà a Yarmolenko, l'eroe del primo tempo che però non ci arriva. Da fare qualche cambio. Konoplyanka è morto. Mettiamo Marlos. Togliamo Zinchenko. Mettiamo Malinowski. I giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Teniamo duro, raga, teniamo duro. Bravissimo Kovalenko. Qua Andri deve veramente diventare Usain Bolt. Intercetta il passaggio, pericolo. Il portiere la calcia lontano. Gnabry fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Occhio. Grande Kovalenko. In profondità per Yarmenchuk. Niente da fare. Roba nostra. Bravo Piatov. Kovalenko. Sheva. Oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist. La Germania prende il tutto per tutto. No, calma. Gnabry è riuscito a passare. Ecco il tiro. Bravissimi, calma. Può essere l'occasione per il palo. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Bravo Yaremchuk, incredibile. È quasi finale. Stiamo zitti, ma è quasi finale. Allarga il gioco. Hanno praticamente già un piede in finale. Stai zitto, Yaremchuk, fallaccio. No, vabbè. Fallaccio scandaloso. Se prendiamo gol su questa azione, guarda, tiro giù tutti i santi. Guarda che regalo. No, non ci credo. Ciao. Bravissimi. Malinowski. Andri la butta su per Yarmolenko. Yarmolenko è distrutto però. E il tocco è verso il portiere. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono Royce. permettersi di perdere la concentrazione. Lo buttiamo giù perché se si girava erano cazzi. Calcio di punizione per la Germania. Ammonito. Il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Questo è un fallo dettato dalla poca lucidità che si ha a fine partita. La stanchezza, anche la paura di non riuscire a portare a casa il risultato. Attenti. Non possiamo far scivolate, stiamo attenti. Mamma mia, fuori di niente. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Buttalo su. Sto pallone maledetto. Bravo Sheva che vede Yarmolenko perfettamente, però è finito Yarmo è finito, ma entra in area Yarmo. Entra in area Sheva. Sheva con un forse tacco, la chiude. L'usignoro di Kiev. E non poteva mancare un'occasione del genere. Ecco cosa succede a lasciare spazio. Siamo in finale, ragazzi, incredibile. Vediamo come ha segnato. Molto meglio. Incredibile, Yarmolenko show comunque. Sì. Tacco spaventoso.
alla Mancini, alla Bettega. Ta 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 la 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 la. Poi è finale, Sheva mette il marchio su questa semifinale. Già, un divario importante, probabilmente a questo punto irrecuperabile. Guarda il fallo, vogliono infortunarmelo, vergognatevi. Non vincete mai, non vincete mai. Sheva. Ma sì, chi se ne frega, fischia arbitro, fischia. Finale, finalissima dei mondiali, impossibili, incredibile. Ci arriviamo giocando un grandissimo calcio e con solo un gol subito. Sembra l'Italia nel 2006, ma questa è un'altra storia. Incredibile. E che tacco di Andrei Show. Adesso vediamo contro chi sarà la finale, spero... mamma mia, Ucraina, Francia, Germania, Argentina. Proprio la Francia troviamo come ha trovato l'Italia nel 2006. Sarà duretta, però noi ci proviamo. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!